E con noi in studio Raffaele Padrone, dirigente sindacale FSP Polizia di Stato, che ringraziamo per essere con noi. Grazie. Grazie a voi, grazie ai telespettatori. Insomma, dirigente, nuovo governo, da pochi giorni eletto, nomine che sono arrivate, cosa ne pensa? Innanzitutto è un po' presto per dire, possiamo solo dire, speriamo che insomma dia un occhio particolare, si indirizzi un po' su quello che è il comparto sicurezza e soprattutto sulle problematiche dove si possa intervenire subito, no? Certo. Dove magari non ci siano costi, ma ci siano delle organizzazioni diverse. Lì abbiamo avuto così si può dire, la fortuna di avere Ministro dell'Interno, una persona che innanzitutto che saluto, che ho conosciuto nel 2012, perché nel 2012 il prefetto Piantedosi era anche vice direttore della Polizia di Stato al Dipartimento e lui quindi con noi a Roma si confrontava nelle riunioni sindacali e quindi era addetto proprio alla pianificazione e quindi conosce sicuramente quali sono i problemi di taglia delle questure. Parlo della Polizia di Stato, ma parlo del comparto sicurezza, perché il comparto sicurezza, insomma, credo che ce ne siamo accorti tutti, ha un po' le mani legate, soprattutto negli ultimi anni abbiamo visto che un'invasione di persone che non sono sicuramente del nostro territorio, non sono italiane, possono accedere e accedendo entrano con tutti i diritti e titoli che magari qualche italiano non ha. Fatti di cronaca che si leggono anche tutti i giorni. Esatto, allora abbiamo visto proprio l'inizio e fine settimana scorsa quello che è successo a una collega a Napoli, no? E anche lì oggi è intervenuto il nuovo ministro dicendo appunto che bisogna sicuramente prendere mano per mano tutte le situazioni, quindi quello che è successo a Napoli è l'ultimo degli episodi, ma poi come io parlavo settimana scorsa negli ultimi interventi, purtroppo 60 suicidi all'interno solo della Polizia di Stato, nelle forze dell'ordine, perché non è possibile denunciare uno stato d'animo particolare e quindi si viene additati, il collega preferisce non parlarne con nessuno e ahimè magari nella situazione di debolezza, avendo in casa o addosso una pistola, succede l'imprevedibile. Quindi diciamo che sotto l'aspetto tecnico-organizzativo abbiamo degli elementi. Ho ascoltato un question time quest'oggi dell'onorevole deputato alla Camera Maiorano, un collega che ha avuto questa fortuna di sedere lì con questo governo e anche lui nel suo intervento ha chiarito e ha dato degli elementi utili al nuovo governo per poter affrontare le problematiche che ci sono, dal personale, dai mezzi e anche dagli stipendi. Ma ho sentito anche eletto una proposta per le pensioni, certo, per il futuro dei colleghi più giovani, di quelli appena arruolati, e quindi anche lì al Senato il senatore, ma ormai il Presidente del Senato La Russa ha chiarito quali sono i punti dove dover andare a lavorare. E quindi, voglio dire, le prospettive ci sono tutte, i tecnici ci sono. Mi auguro che non si trasformi in politica, come spesso io critico, e si vada avanti e si cerchi di costruire qualcosa poi per i cittadini, perché capisce che qual è il problema? Il problema è che se io non posso fare una determinata cosa, non posso agire in una determinata maniera, se devo andare a rispondere perché ho manettato in una determinata maniera una persona che commette un reato, cioè se siamo a questi livelli credo che veramente ci sia da lavorare tantissimo. Qua non si parla di lavorare sugli aumenti di stipendio,
ma qua c'è da lavorare sulle leggi speciali, sui protocolli di intervento, sulla quantità di uomini da mettere in campo. C'è questure che non riescono, basta guardare la questura di Pordenone, c'è questure che non riescono magari a utilizzare il personale perché devono gestire qualsiasi situazione, dalla processione al rilascio di passaporti. Oggi il rilascio di passaporti, se prendiamo l'ufficio passaporti, è anche lì. Voi fate le domande perché ormai si fa la domanda online e in questi giorni siamo arrivati già a marzo per una prenotazione. Quindi è tutto a rilento, ha un dipartimento dove si lavora in smart working perché i civili hanno la possibilità di lavorare in smart working, sono tutte condizioni che non piacciono al cittadino e quindi siccome io dico sempre che i contribuenti sono i cittadini, vorrebbero che le cose sicuramente venissero gestite in maniera diversa. Nessuno qua parla di sparare al primo che passa per la strada, però qua si dice che la polizia, i carabinieri, gli uomini delle forze dell'ordine debbano essere liberi di intervenire perché dietro di loro ci sono delle leggi che poi non le porteranno in tribunale, con delle spese chiaramente che nessuno fa, ma nessuno contribuisce se domani mattina devo andare in tribunale a rispondere delle mie azioni. Quindi devo rispondere sia in tribunale ma sia anche all'interno dell'Arma. Quindi c'è da lavorare proprio col nuovo ministro e chi saranno i suoi collaboratori più stretti, lavorare proprio sulla pianificazione. È il ministro prefetto Piantedosi era capace e sarà capace di continuare in quello che è nella sua lunga carriera. Torneremo sicuramente sulla questione, intanto grazie Raffaele Padrone per essere stato con noi. Grazie a voi. Andiamo avanti col telegiornale perché l'assessore regionale e vice governatore Riccardo Riccardi, rispondendo ad un'interrogazione in Consiglio regionale, fa sapere che con l'arrivo del secondo elicottero sanitario sarà garantita una copertura maggiore degli interventi. Sentiamo.